Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Gallo! Dimmi, Lele Marcassa! Ma sei contento? Contentissimo e ti ringrazio davvero di cuore di avermi portato qui. Siamo in un luogo magnifico, immersi tra questi monti pallidi, tanto amati da Dino Buzzati. Siamo nel cuore del patrimonio UNESCO e davanti a noi c'è una montagna importantissima, il re delle Dolomiti che è l'Antelao, ma alle nostre Soprattutto spalle, dietro chi c'è? C'è il mio amico Pelmo, una delle montagne più belle del pianeta, dell'universo! Me l'hai detto solo 30.000 volte. Pronti per affrontare un nuovo viaggio alla scoperta della meravigliosa Valle del Boite, provincia di Belluno. Senti Lele, ma prima andiamo a sciare. Tu vai a sciare, io invece raggiungo il rifugio Scotter da Alberto e mi gusto un bombardino. Ale! Io ciao, di là, tu ciao. di là. Ciao! Eccolo! Buongiorno carissimo. Alberto! Ciao. Come Che va? piacere Alberto! Ti siedi con me? Sempre? Ma sì, dai. Ti ho portato la colazione, Questa faccio è... compagnia. Questa Come va? va? Benissimo, io ti confesso che stando qua godendo di questo panorama credo che il mio cuore si stia animando e riempendo di emozioni gioiose, di sensazioni pacificatorie in qualche modo, e questo tu lo vedi tutti i giorni qui allo Scotter. Alberto gestisce questo rifugio così importante per la Valle del Boite che è lo Scotter. Siamo a 1580 metri sul livello del mare. Alberto, chi è che frequenta il rifugio Scotter e in che momenti dell'anno? Beh, noi siamo aperti più che altro per la stagione estiva e per la stagione invernale. Chi frequenta, diciamo, questa zona sono comunque persone amanti della montagna assolutamente e dello sport,
perché richiede comunque delle fatiche che poi vengono ripagate dal panorama e dall'impegno che ci mettiamo noi nell'accoglienza e tutto quanto. Poi diciamo che sono comunque due tipologie diverse di turismo. D'inverno con lo sci, ora anche grazie allo sci d'alpinismo diciamo che si è raggiunto un buon livello ed è una clientela eccezionale. Nella regola questo è un comprensorio di tutto rispetto e permette di divertirsi E poi la bellezza, sciando al sole tutto il giorno. con questa non è bellezza che ti poco. osserva. Sì. Io proverò forse la mia prima lezione di sci, nonostante i miei 48, però prima la colazione del campione con il mitico bombardino e lo strudel. Ottimo. Io ringrazio Alberto Grazie a te. della tua disponibilità, della tua ospitalità e ti faccio i complimenti perché quando si assiste alla bellezza si assiste in qualche modo alla vita. Evviva! E siamo qua, circondati da questo panorama davvero unico al mondo e sono con Federica. Grazie buongiorno. intanto. Grazie di avermi obbligato a fare questa cosa. Non c'è di che. Cioè, il fatto di indossare degli scarponi da sci e un solo sci, vero? Certo, È per sufficiente? per il momento sì, poi vediamo, dai. Senti, siamo in un luogo davvero famoso, non solo in Italia ma nel mondo, per la bellezza del paesaggio, ma anche perché c'è un comprensorio sciistico davvero notevole. È l'ideale per le famiglie. Abbiamo un campo scuola che tutti ci invidiano, anche da Cortina vengono qui. Abbiamo una prima seggiovia dove ci sono una pista rossa, una pista nera, 2 piste blu, poi c'è una seconda seggiovia con 3 piste rosse e c'è uno ski lift con un'altra pista blu, quindi è fantastico. C'è tutto. Tutti i livelli, tutti possono sciare a San Vito. Mi dicevi anche che alla mia età si può cominciare volendo. Guarda, non c'è limite di età, dai 3 anni in su non c'è limite di età, il limite ce l'abbiamo noi nella testa. Allora io cerco di vincere insieme a te questo limite per provare a sciare qui a San Vito di Cadore. Che devo fare? Allora guarda, intanto proviamo a camminare con uno sci giusto per prendere Sì. confidenza e a prendere l'equilibrio, ok? Guarda, prova a spingerti un po', Oltre ogni limite! vai, lasciati andare. Vai su. Dai che con uno è facile, poi è difficile quando li mettiamo tutti grazie e del due. conforto. Mi scusi, sono stato un azzurro di sci ma ho perso un po' l'abitudine. Allora come ti sembra? Fico! Vero, non è dai così difficile. No, è che ovviamente Sì io sto che siamo anche... sul piano. Sto un po' scherzando, ma in realtà immagino che in discesa con 2 sci forse Adesso- non sono nelle condizioni ottimali. Ma guarda, lo vedremo subito. Infatti, Io direi di tornare indietro, ci mettiamo l'altro sci. perfetto. E poi proviamo a fare una discesa. Aiutati, punta i bastoncini che così ti freni. Punta, tacco. Fatto. Eccoci. Bene, Pronto per l'ebbrezza? prontissimo. Vai. Vai piano. Dai, Io ti su, seguo. spingiti. Ah. Federica, Dai, su. vai piano. Dai. Federica, Dai, spingiti. si può fare. Sì. Bene, vicino, Oh. vicino ai piedi e spingiti. Vicino ai piedi e spingiti.
In salita! Ho la capsulite alla spalla destra! Sto male! Aiutati con i piedi, muovi anche i piedi che è più Chiamate i facile. soccorsi! Fede! Dai, su, che ce l'hai quasi fatta. Aiutami! L'importante è che siano al centro tutti e due, che sennò cadi. Tutti e due. Spostalo. Aspetta. Vai un po' più avanti, cammina un po' più avanti. Alto là, stop. Perfetto. Ok Lele, io vado, ti aspetto a valle. Ciao! Ciao! Ivo Gallo! Ivo Gallo! Ciao Lele Marca! Ivo Gallo con lo sci! Ivo Gallo, com'è andata? Stupendo, veramente, veramente stupendo. E a te la prima lezione di sci, caro Lele Mancassa? Com'è andata? Benissimo. Ci credo. Ma adesso dove mi porti? Ti porto lungo il fiume Boite. Andiamo, Via, che sono via, pieno via, di energia. via. Caro Ivo, siamo scesi nel cuore della valle. Questo è il torrente Boite, che ha disegnato nei millenni questo luogo che stiamo osservando da diversi punti di vista. È un torrente importante perché è il principale affluente della Piave, nasce a Campocroce e si getta nel fiume Sacro a Perarolo di Cadore. E qui c'è il cuore della comunità montana, che è rappresentata proprio da questo fiume che collega tutti i paesi rivieraschi, che sono San Vito di Cadore, Borca, Vodo, Valle di Cadore e sul versante destro Cibiana. Però il motivo per cui ho scelto di portarti qui, proprio sulle sponde di questo importante torrente, è legato al rumore della montagna. Quando si pensa alle vette dolomitiche e comunque alla montagna in generale, il primo rumore a cui penso è questo, lo scrosciare dell'acqua che scende. Io direi quasi suono più che rumore. Un suono armonico che è fatto di accordi particolari, di acqua, di roccia, di ghiaccio, di sole. Sembra che tutta la natura venga convogliata all'interno di questo percorso naturale che poi conduce più a sud verso il fiume Piave. Quindi direi, se sei d'accordo, per una volta non suonare tu, ma ascoltiamo questa armonia. Esatto, e quando si ascolta non bisogna fare nient'altro. In silenzio. Enrico! Ciao Enrico! Ciao. È un piacere essere qui nella tua azienda e questa, caro Ivo, è una bella storia. Raccontamela! Due fratelli molto giovani, Enrico appunto e Leonardo, che a un certo punto hanno deciso di iniziare questa attività. Cosa combinate qua, Enrico? Noi a San Vito di Cadore abbiamo questo allevamento di capre da latte e con il latte ovviamente andiamo a fare latticini, quindi tutti i prodotti caseari sia freschi che stagionati, e poi il nostro famoso agrigelato. Agrigelato. Avete un laboratorio governato proprio da tuo fratello. Allora, io andrò a vedere come si produce il gelato. Io vado a salutare le caprette. Ciao ciao!
queste sono le nostre capre. Oh, che spettacolo! Che belle, Adesso che è belle. ora di dar da mangiare. Ottimo. Ti do la ottimo. forca Grazie. e andiamo. Vai, vai, vai. Inforchiamo. Spiegami. Ecco qua, tiri giù un po' di fieno, Ok. poi lo prendiamo. Enrico, vado bene così? Perfetto. Dove? Ancora avanti qua. Qua. Ma cosa mangiano? Che fieno mangiano? Allora questo è il nostro fieno che sfalciamo d'estate, fieno ovviamente biologico, fatto sui nostri prati in alta quota, qua siamo a 1000 metri di altitudine, e integriamo la loro alimentazione con dei cereali sempre di origine biologica. Loro, come vedi, sono tranquille e non vedono l'ora di poter mangiare. Ma infatti sono molto affettuose, devo dire. Questo dipende sempre da come vengono trattati gli animali, loro chiaramente sono affettuosi, dico sempre quasi meglio dei cani, no? Nel senso che loro comunque apprezzano e sanno che siamo noi poi a portare da mangiare e poi vengono sempre coccolate. Come tutti gli animali, se vengono trattati bene, ti rispondono alla stessa maniera. Assolutamente, assolutamente. Allora adesso la prima cosa che facciamo, diamo una prima apertura al capezzolo, puliamo il dotto lattifero in maniera che se c'è dello sporco esca l'eventuale sporco, poi noi apriamo l'aria sulla mungitrice, colleghiamo le tettarelle e subito inizia a fuoriuscire il latte e Fantastico. inizia la mungitura. Adesso questo lo fai tu. L'attacco? Tacca, Vai. tacca. Allora, quindi, Prima a destra, prima a destra. Oh. poi a sinistra. Ottimo. Ed eccomi qua, un grande piacere Leonardo per me conoscerti. Fratello di Enrico, tu ti occupi della produzione casearia all'interno dell'azienda e oggi ci prepari il famoso agrigelato. Intanto ti chiedo perché si chiama così. Beh, agrigelato viene prodotto con principalmente prodotti agricoli. Qui abbiamo prodotti da agricoltura biologica e il nostro viene prodotto secondo la ricetta tradizionale, quindi con latte, uova e zucchero. Come si faceva un tempo? Come si faceva una volta, certamente. Adesso iniziamo con l'apertura delle uova. Vai. Oggi faremo una dose singola, quindi 3 kg di gelato. E dopo che hai sbattuto le uova aggiungi ovviamente... Adesso andremo a mettere nel pastorizzatore Sì. il latte. Bene, qui abbiamo la base, abbiamo lasciato infusione nel fieno. Addirittura. Eh sì, quindi faremo un quindi gelato al fieno, Sapore di fieno. sapore di fieno con sentori di camomilla, di menta, sentori erbacei. Lo andiamo a filtrare. C'è entrato qualcosa di liquido ed è uscito un prodotto cremoso, bello da vedere e certamente, ne sono sicuro, buonissimo. Lo assaggiamo? Certo, prego. Lo pesco alla vaschetta. prego. Questo è l'agrigelato. Mamma mia, oh. Sa da fieno. Veramente fantastico.
Io approfitto per ringraziarti. Grazie. Siete due fratelli straordinari, Enrico e Leonardo, che è qui con me. Hanno questa attività davvero bellissima, immersi in un panorama davvero unico al mondo. Grazie Leonardo. Grazie. E complimenti, Grazie. davvero. Caro Presidente, Ciao, ci troviamo. sei sempre sul pezzo. Sempre. Adesso ho questo pezzo davanti però. Grazie. Attraverso la tua vita hai continuato a raccontare la tua percezione, la tua visione, non solo del Veneto, ma del mondo. All'interno di questa pubblicazione ci sono i contenuti personali che però hanno un forte respiro attuale. Quello che è accaduto in questi anni lo conosciamo molto bene. E siamo in un periodo di grande cambiamento. Il cambiamento sembra essere qualcosa di fondamentale nel tuo pensiero, Presidente. Sì, ti dirò che intanto ti ringrazio di aver portato il libro e di darmi questa opportunità di parlarne. E nell'introduzione, c'è un'introduzione 9 capitoli, 204 pagine, e nell'introduzione parlo proprio di questo momento storico che noi magari non percepiamo, no? Perché non lo stiamo vivendo. È come se parlassimo con qualcuno che ha vissuto la guerra. Dopo averla vissuta ti dice sì, effettivamente allora. Oggi noi non lo percepiamo, ma siamo in un momento unico. Nassim Nicolas Taleb nel Cigno Nero dice che il Cigno Nero è quell'evento imprevedibile che sovverchia, diciamo, ribalta ogni equilibrio sociale, toglie certezze, e noi di Cigni Neri nella storia ne abbiamo beccati due. La guerra il 24 febbraio 2022 e 2 anni prima, il 21 febbraio del 2020, ovviamente quello che è stato il Covid. Quindi stiamo vivendo un periodo abbastanza tosto, ma ne verremo fuori. Infatti il fatto di metterci questo titolo, i pessimisti non fanno fortuna, è per la volontà di non piegarsi davanti a una narrazione di negatività. Penso ai ragazzi, i giovani devono sapere che il mondo continua, ci sarà una nuova alba. Come dico io, dopo la pioggia viene sempre il sereno. Quindi non bisogna trovarsi impreparati in qualche modo, no? E la vita, il percorso della vita ti aiuta a tenerti in preparazione di qualcosa che deve ancora accadere. Ma sai, Churchill diceva, mi viene in mente Churchill, diceva che, almeno si dice che lo dicesse Churchill, perché ormai bisogna dire così. Non l'ha detto Ivo Gallo, no? No. E Churchill diceva che l'ottimista è colui che passa da un fallimento all'altro ma ci crede ancora. E io penso invece che la storia delle nostre vite, se intervistassi io, Ivo, intervistassi te, cioè tutti noi abbiamo avuto gli alti e bassi, no? I periodi buoni, i periodi cattivi, però alla fine tutto è esperienza e bagaglio culturale. Io vado contro a questa narrazione che ormai sta diventando un fado portoghese, sta lagna, di far credere ai giovani che una volta si stava bene, adesso è finito tutto, ma non è così. Caro Luca, grazie di tutto. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Evviva. Vai. Come sai che siamo te, man? Faccio a caso. Luca Zai ha suonato la mia chitarra! Cos'era? Quello della Costanzo Show? Come? UGG. Sì. Veramente un Comunque talento funziona. Adesso vi pazzesco. faccio vedere la differenza tra uno stimpellatore e un suonatore e un artista. Così. Ciao a tutti! Si applaude sempre l'artista. Sono davvero
contento e ammirato. Sono entrato in questo presidio artistico montano eccezionale. Qui lungo la Valle del Boite ci sono due chiese importanti, perché scrigni di arte preziosa, la chiesa di Vinigo nel comune di Vodo di Cadore e questa che si trova al centro del paese di San Vito. Ed è una chiesa che accosta alla parrocchiale più grande. È un'opera votiva. La sua erezione venne cominciata nel 1412, un'invocazione da parte delle comunità di Cortina d'Ampezzo e dei Sanvitesi a difesa di quest'area che stava per essere invasa dagli Asburgo. La cosa interessante è proprio la storia che racconta l'affresco tardogotico che si trova alle mie spalle. Sì, qui si rappresenta la battaglia di Rusecco, appunto contro gli Asburgo. La cosa interessante da osservare è la Madonna con bambino che tiene in mano una spada alzata a difesa di questa comunità. Stupendo è il trittico che raffigura la Madonna con bambino e i santi Antonio Abate e Agostino, opera di Francesco Vecellio, fratello del più noto Tiziano. C'è anche una leggenda legata a questo luogo. All'esterno, in una delle pietre angolari del muro cardine di questa chiesa, si trova un foro. Leggenda racconta che quella pietra forata arrivasse dalla Terra Santa e proprio quel foro fosse il segno della Madonna che si inginocchiò a pregare. Per secoli e ancora oggi gli abitanti di San Vito, passando innanzi a questa pietra, si inginocchiano, dedicando una preghiera proprio alla Beata Madonna della Difesa. Simpaticamente qualcuno mi chiama l'uomo che abbraccia gli alberi e ne sono fiero, sì, perché questi possenti esseri viventi hanno tanto da donarci e tante storie da raccontare. Oggi incontro un abete rosso, del genere Picea, un peccio da Pix, pece, resina, una pianta che può raggiungere i 40 metri d'altezza e ha una chioma polimorfica, nel senso che più si sale con l'altitudine, più si restringe per contenere i danni della neve, un po' come i tetti delle nostre case, che in montagna sono più spioventi. È un albero a me caro, perché è detto l'albero che canta, l'albero di risonanza, perché il suo legno è pregiatissimo per produrre tavole armoniche per strumenti musicali a corda. Detto anche l'albero maschio, anche se questo termine è improprio biologicamente parlando, in quanto è una pianta monoica e nella stessa coesistono gli organi sessuali maschili e femminili. Maschio per il suono che emetteva, il suono maschio grave, quando i suoi tronchi, sbattendo l'uno contro l'altro, fluitavano verso Venezia. Intorno a quest'albero si intrecciano numerose leggende. Una di queste racconta di San Bonifacio, che recatosi in Germania nel mese di dicembre si imbatté in un gruppo di pagani che ai piedi di una grossa quercia stavano sacrificando un bimbo. Il santo salvò il bimbo e fece tagliare la quercia. Si accorse che lì vicino stava crescendo un piccolo abete rosso. Lo stesso lo donò al popolo come simbolo di vita. La simbologia del sempreverde, molto cara ai pagani, così si unì al culto del Natale cristiano e si sviluppò la tradizione dell'albero di Natale come oggi tutti conosciamo. È un albero molto longevo, può arrivare a 500 anni, ma pensate che in Svezia le radici di un vecchio abete rosso hanno 9550 anni, perché nei secoli si sono autoclonate e hanno fatto nascere molti alberi. Questa cosa è realmente affascinante, anche perché quest'albero potrebbe avere le stesse radici dell'albero vicino, dell'albero di fronte, e magari tutti questi alberi sono uniti profondamente dalle stesse radici. Anche per questo ora lo abbraccerò.
perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. È arrivato il momento della canzone minuta, un breve componimento ispirato dalla bellezza dei luoghi che visitiamo nei nostri viaggi. La nave di neve ti porta lontano, la nave di neve nei luoghi che ascolti, la nave di neve sono cose che senti col cuore, col cuore, col cuore. La nave di neve mi guida dove nessuno è stato mai, 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 mai. Nave di neve, nel mare di neve, la nave di neve mi guida dove nessuno è stato mai, 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 mai. E qua siamo innanzi al rifugio Larin, che è proprietà del comune. Assolutamente sì, come potete vedere alle nostre spalle, Daniele, questo è un fiore all'occhiello del nostro comune, della nostra amministrazione. Il rifugio Larin è proprietà del comune, è dato in gestione a una coppia di simpatici ragazzi che poi potete conoscere. E da qua, come vedi, si domina tutta la valle del Boite e davanti a noi, Daniele, abbiamo l'Antelao. Sembra di toccarlo. Sembra di toccarlo veramente con un dito, guarda. Sì. Meglio di così. Questo è il versante più spettacolare di questa montagna che si dona alla nostra visione, Alberto. E tu ogni mattina quando ti svegli vedi questo. Io sono fortunato, devo dire. Apro le finestre e posso guardare da una parte l'Antelao, il gruppo del Sorapis, e dall'altra il Pelmo, che è sempre questo trono magnifico, questo trono che ci guarda, esatto. Caro Alberto, è un piacere essere con te. Io ringrazio anche Emanuele per l'enorme gentilezza che ogni volta ci offre, l'accoglienza che ci date, anche a noi che siamo una piccola troupe ma tanto appassionata di questa terra. Io direi di guadagnare proprio il rifugio, e so che c'è il buon vecchio Ivo Gallo che nella terrazza che domina questo splendore assaggerà un piatto tipico della Valle del Boite. Certo. Allora, salutiamo tutti i nostri ascoltatori come fate voi qui in questa vallata straordinaria. 1, 2, 3, Sani! È emozionante, è realmente emozionante essere seduto qui su questa terrazza panoramica, come avete già sentito, del rifugio Larin. Sono anche emozionato perché sono seduto con Antonio, che ha realizzato per me, però adesso vi svelo un segreto, in realtà io l'ho già mangiato prima. Questo piatto, uno dei piatti che potete degustare qui, è realmente buonissimo, buonissimo. E coi complimenti
Per Antonio, Grazie. mi taccio per sentire come lo hai realizzato. Dunque, questo è un piatto che noi realizziamo qui nel nostro rifugio. È un malfatto di zucca. Voglio precisare una cosa, che noi lavoriamo soprattutto con questi prodotti che provengono proprio dalla zona, perché a me piace sviluppare la cucina tradizionale cadorina, rivisitata magari. Quindi cucina con prodotti cadorini. Certamente, perché la zucca me le fornisce un contadino di San Vito, lo speck è puramente cadorino, che mi viene portato periodicamente perché ne usiamo tantissimo, è molto buono, e la ricotta uguale. L'impasto è puramente di zucca, classica procedura, cotta nel forno a bassa temperatura finché si spolpa, e da là la lavoriamo con prodotti, sempre salvia, rosmarino, amaretto e uova. Basta. Dopodiché li facciamo cucinare nell'acqua bollente fino a quando vengono a galla. Li scolo e li mettiamo sopra la ricotta affumicata, un po' di parmigiano e poi, se notate, lo speck flambato sposato col burro. Ingredienti non solo per creare questo piatto, ma per creare questa realtà e questa atmosfera magica. Questa atmosfera magica in mezzo al verde, a queste montagne favolose. E io adesso mi rimangerò gli gnocchi, ma prima un brindisi. Buon appetito. Che bello essere qui con Lara e Andrea, e siamo in questo luogo tipico di montagna che si chiama Larin, vero? Esatto. E questo è il classico luogo dove si dialoga, si sta bene, si beve qualcosa, in compagnia, si fa un po' di filò, si diceva un tempo. Caro Andrea, parto da te. Questo luogo è importante perché è strategico, da qui si possono raggiungere tantissime cose, si possono fare molte attività d'inverno ed estate. Per esempio d'inverno? D'inverno abbiamo la pista di fondo qui a 100 metri, è una pista illuminata la sera, 2 giorni a settimana. Bello. E vicino alla pista di fondo c'è un bel itinerario battuto che porta ad una malga qui a mezz'oretta, la si può raggiungere con le ciaspe. Quindi camminando in mezzo alla neve e il bosco? Sì. E da lì in poi ci sono gli itinerari sci alpinistici di vari livelli di difficoltà. Che poi tutto questo d'estate diventa trekking, camminate, no? Sì. Se non sbaglio passa anche un'alta via da queste parti. Passa l'alta via numero 3. Che è molto molto famosa. 10 giorni di camminata da Villa Bassa fino a Longarone. Cara Lara, questo luogo esiste da un po' di tempo perché è stato avviato dai tuoi nonni. Questo rifugio Re Mauro a 1500 metri di altitudine, che è famoso per la vostra accoglienza. Cosa si trova qui? Allora, abbiamo piatti tipici, per esempio gnocchi di patate fatti in casa con la ricotta e il burro fuso, il ragù al pomodoro, le tagliatelle al capriolo, i canederli fatti con la zucca, con le rape rosse e con gli spinaci, quindi senza carne, oppure quelli classici in brodo. Abbiamo gli gnocchi ripieni al gorgonzola con sugo di noci. Come secondi abbiamo il piatto tipico che è la polenta col formaggio fuso, il pastin, che è una salsiccia tipica non insaccata di manzo e maiale che viene dalla Val di Zoldo, la ricetta originale, però nessuno la sa. Nessuno la sa, la si mangia e basta. Esatto. Poi abbiamo il capriolo, lo spezzatino di capriolo, le braccioline di cervo, le uova a speck e patate, eccetera, eccetera. Molti prodotti a chilometro zero. Qui della Vallata? Della Vallata, sì. Fantastico, quindi si può vivere per qualche giorno un momento di pace immersi in un panorama unico e con questi prodotti preparati proprio qui dai ragazzi.
E i dolci. I dolci. Tutti fatti in casa. Lo strudel. Strudel di mele con la pasta frolla. Poi una grappetta alla fine. Esatto. Peraltro lei è anche un artista, ho scoperto, vero? Si vede nel tempo, poco tempo libero. Dipinge, disegna. Sono dei bravi ragazzi questi, E allora, io so che il caro Ivo Gallo sta per cimentarsi in una lezione di sci di fondo, proprio qui vicino. E cosa mi consigli di fare, cara Lara? Adesso lei ti dirà di a fare un giro con la Jaspers in mezzo al bosco. Ho capito niente, però ho capito bosco, quindi vai in mezzo al bosco, ok? E io rispondo come si usa qui nella provincia di Belluno a tutti voi, ringraziando Lara e Andrea, il rifugio Re Mauro. Sani. Grazie. Ciao. Ciao. Ivo, è la prima volta che fai sci di fondo? Primissima. Boh, bene. Sai com'è nato? No. Allora, raccontami. è nato nella preistoria, sai? Ah sì? Sì, è nato nella preistoria, più specificatamente al nord, su grandi distanze del nord. Parliamo di Norvegia, Svezia, ok? Dove c'era molta neve. Esattamente, e per molti anni, per molti mesi dell'anno, e serviva come mezzo di trasporto, ok? Per cacciare, per andare da un paese all'altro a prendersi le provviste, sia anche per scopi anche di guerra, nel senso che la mitica Vasaloppet, che è un gran fondo che viene in Svezia da Salem a Mora, no? Una 90 km. Una pista? Sì, okay. Una gara, è una gara internazionale, una gran fondo, conta più o meno sui 20.000 concorrenti all'anno. Viene la prima settimana di marzo, racconta la storia del re Vasa, che ha vinto una battaglia proprio con gli sci e si è conquistato, parliamo del 500, il regno della Svezia, ok? Quindi abbiamo tanta storia, ok? Il giorno d'oggi è un bello sport per stare in mezzo alla natura, porta ad avere tanta salute perché è uno degli sport più completi, e poi giornate così all'aria aperta infatti, è una goduria. Impagabile. Okay? Caro Marco, allora, comincia ad insegnarmi le tecniche di questo preistorico sport. Okay. Mi sento un dinosauro. Benissimo. Allora, guarda, andremo a imparare le cose basilari oggi, chiaramente, no? Perfetto. Ok? Allora andremo a imparare il passo dell'alternato, lo faremo nel binario, mi segui, mi guardi bene, lo faccio prima io, poi tu, e ci alterniamo un po', ok? Ok. Ti va? Quindi bene. Ora guardo e poi ti seguo. Esattamente. Vai Marco. Ah, parer mio molto bene. No, molto bene. Grazie Marco. Bravo. Un buon maestro, un buon maestro. No, però sai, da vichingo come ti sentivi, ti sei lanciato bene, sai. Bene, sono felice, guarda, sono veramente contento perché mi hai introdotto a questo sport, a questa disciplina, a questa filosofia di vita, direi, perché si unisce la natura, lo sport, l'aria aperta, il sole, la libertà. Esatto. Quindi grazie a te. Grazie mille, ti aspetto di nuovo. Assolutamente, perché veramente mi hai stregato, anzi gli sci mi hanno stregato, gli sci da fondo mi hanno stregato, e direi Marco, se ti va continuiamo noi. Va bene. Vai, mi rimetto.
Che fatica, che fatica! Sto scherzando, Christine, che bello trovarti in questo paesaggio magnifico. Ivo Gallo ha fatto la sua lezioncina di sci qui su questa pista di fondo. Io invece sono un abile ciaspolatore di montagna. Siamo in un luogo davvero magnifico, Christine. Ma dammi un'inquadratura di questo paesaggio, dove ci troviamo? Ci troviamo al Passo Cibiana, Deona chiamiamo, e sopra il paese di Cibiana, il paese dei Murales, e qui abbiamo tante possibilità di passeggiate estive, però anche d'inverno insomma ce la caviamo bene con una bella pista di sci di fondo di 7,5 km, illuminata anche di notte, e varie passeggiate che si possono fare con queste belle ciaspe, esatto, che è uno sport diciamo per tutti. Qui abbiamo un bosco di abeti rossi, di larici, quindi uno cammina osservando la natura incontaminata, poi col Monte Ritti alle nostre spalle e con quella montagna meravigliosa, il Sassolungo. Con queste giornate, con questo cielo azzurro è un'esperienza fantastica. Io non so sciare, però devo dire che questo lo posso fare benissimo, e poi quando c'è una guida così esperta le cose sono davvero divertenti e anche utili a fare un po' di sport, di movimento. Christine, tu hai una bellissima storia, tuo papà è nato a Cibiana, però poi a un certo punto della vita si è spostato in Lussemburgo. Sì, insieme al mio nonno. Tu sei cresciuta lì? In Lussemburgo, nata e cresciuta in Lussemburgo, e a un certo punto della mia vita ho deciso di cambiare tutto e di tornare nel paese di mio papà. Come si potrebbe congedare questa piccola avventura tra di noi, magari con un'espressione nella tua lingua madre, insieme all'italiano che è il lussemburghese, sì, invitandomi magari a visitare questi boschi bellissimi? Ja, also mijn lieve Daniele, dan namen we op de wee en dan maken we een tour durch de bush. Non ho capito ovviamente assolutamente nulla, io faccio una bella passeggiata con Christine per poi raggiungere quel borgo incantevole, che peraltro è il tuo paese, sì, che si chiama Cibiana. Andiamo? Andiamo. Sono sceso in questo luogo magnifico, dove umanità e storia sembrano vivere un connubio da sempre. Siamo a Cibiana. Cibiana rappresenta un unicum lungo questa vallata davvero incantevole ed è famosa per un percorso artistico eccezionale. Pensate che a partire dal 1980 l'allora Proloco decise di avviare questo movimento dei murales. Il capostipite di questa lunga avventura fu il noto pittore bellunese Vico Calabrò, che poi ha seguito negli anni la direzione artistica di questi manufatti bellissimi, che raccontano, pensate, ciò che accadeva all'interno delle case dove sono stati dipinti. E quindi venire qua è come vivere in un certo senso quell'umanità che dicevo degli abitanti di Cibiana, ma del percorso storico, umano di questa bella vallata ci parlerà Mattia,
presidente dell'Unione Montana della Valle del Boite, nonché sindaco proprio di Cibiana. La Valle del Boite è abitata fin dal periodo pre-romanico, ci sono diversi ritrovamenti a testimonianza di questa cosa. Lo sviluppo però più importante è sicuramente stato nel periodo della dominazione della Serenissima Repubblica di San Marco, ovvero quando nel 1420 la magnifica comunità di Cadore firmò all'unanimità la dedizione alla Repubblica di Venezia. Durante quel periodo ci fu un forte incremento delle lavorazioni artigianali, proprio per il fatto che comunque la Repubblica ha stimolato la produzione e la fabbricazione di oggetti in loco. In primo luogo gli serviva la materia prima come il legname, come il ferro, per le abitazioni e per le navi da guerra. Molto del nostro ferro diventava di fatto o cannoni o palle di cannone oppure pezzi proprio delle navi, delle galee veneziane. In secondo luogo ha stimolato proprio l'artigianato locale facendo in maniera tale che con gli avanzi che rimaneva di questa materia prima che principalmente andava verso la laguna si potessero costruire altri oggetti. Il paese di Cibiana per esempio è diventato molto celebre per le chiavi, però nelle vallate vicine hanno fatto tantissime altre produzioni come il chiodo e altri utensili. L'artigianato poi con il passaggio ai secoli più moderni è diventato industria. È arrivato l'occhiale anche nella nostra valle e tantissime abitazioni sono diventate piccole officine dove tutte le nostre famiglie lavoravano a questi piccoli utensili. A Cibiana c'era una lavorazione molto forte della chiave, in giro per la valle, ma un pochettino per tutto il Cadore, si lavorava molto l'occhiale. Questo naturalmente fino alla prima grande crisi industriale che ha interessato queste vallate. Fortunatamente nel 1956 ci furono le Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo che portarono un nuovo interesse nei confronti della nostra vallata, un interesse turistico e un interesse sportivo. C'era un importante afflusso che arrivava nella nostra zona per raggiungere Cortina d'Ampezzo e noi, la Valle del Boite, siamo la strada che va in quella direzione. Si è scelto di cogliere tutto quanto questo di turismo e di mostrare loro quello che era la valle in sé. Oggi la Valle del Boite è un esempio di autenticità, attraverso tutte quelle che sono le strutture turistiche importanti che ha avuto anche nel tempo, come il villaggio di Borca di Cadore realizzato dall'architetto Gellner, ma anche tutte quante le altre offerte turistiche come possono essere l'abitato di Vinigo, l'abitato di Cibiana con i suoi 62 murales meravigliosi, mostrano un Cadorino autentico, mostrano un Cadorino genuino che è stato scolpito dal tempo ma è rimasto esattamente come era la persona che ha percorso tutto questo passaggio nel tempo e attraverso l'autenticità di questi luoghi, mangiando una fetta di formaggio o un po' di speck, bevendo un pochettino del nostro vino, si può assaporare ancora oggi tutto questo tesoro che ha impreziosito la nostra essenza e la nostra identità. Finalmente sono arrivato qua, alle mie spalle c'è una chiesa, in questo stile particolare, moderno. Siamo nel cuore del villaggio Eni, detto anche villaggio Agip. Questo è un progetto pazzesco, pensate che tutto il mondo studia questa realtà, un villaggio fondativo, creato ad hoc, grazie alla visione di una persona eccezionale, che è stato un eroe del Novecento italiano. Enrico Mattei. Enrico Mattei decise a un certo punto, un po' sulla scia di quel grandioso progetto sociale di welfare di Olivetti, di costruire un luogo dove dare così vitalità
alle vacanze e al soggiorno estivo dei propri dipendenti. A un certo punto arrivò qui, lungo la valle del Boite, visitò entrambi i versanti e decise che alle pendici dell'Antelao, una delle montagne più importanti del mondo, con un'urbanistica a decrescere, quindi da monte a valle, costruire una piccola città dove far soggiornare i dipendenti dell'azienda, dell'ENI, uno dei colossi energetici più importanti d'Europa. A questo punto acquistò 200 ettari e costruì, pensate, un complesso gigantesco, immerso nel bosco e soprattutto baciato dal sole. Questo era rilevante perché Enrico Mattei aveva il desiderio che ogni dipendente che passasse un periodo della propria estate qui fosse contento, sereno, pacificato, e chiamò un architetto straordinario, Edoardo Gellner, che tra il 54 e il 62 realizzò questo immenso complesso. Poi chiese l'aiuto di quello che è stato considerato forse uno dei più grandi architetti della storia italiana, Carlo Scarpa, che aiutò Gellner nel progetto di questa chiesa. Una colonia che ospitava 600 bambini, 2 grandi alberghi. Qui passavano le vacanze chi lavorava per Eni, per Enrico Mattei. La chiesa è imponente, con 2 frontoni di cemento armato giganteschi, con questo campanile di acciaio che domina la vallata del Boite. Ognuno di questi protagonisti aveva avuto un'intuizione pazzesca. L'Antelao, il re delle Dolomiti alle spalle, il Pelmo di fronte, il sole, la natura, le Dolomiti. Questo è stato un progetto architettonico che tutto il mondo ha continuato a studiare, perché qui in un certo momento della storia italiana, alla metà del Novecento, si è costruita una grande eccellenza, non solo sociale, non solo architettonica, non solo urbanistica, ma davvero evocativa. Gallo, il Milele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Si chiude questa meravigliosa avventura lungo la valle del Boite. San Vito di Cadore, Borca, Vodo, Valle e Cibiana. Io sono carico di emozioni davvero intense. Mai mi sarei aspettato di godere di storie e di bellezze paesaggistiche, storico-culturali come in questo viaggio. Sei d'accordo? D'accordissimo, Noi convintissimo. Chiudiamo questa puntata nelle vicinanze di una delle chiese più belle delle Dolomiti, che è la chiesa di Vinigo, e da qui vi salutiamo aspettandovi per un prossimo appuntamento. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, è davvero tutto. Alla prossima puntata, ciao a tutti e grazie. Valle del Boite, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri metti sopra il carrozzone. Venite tu